Benvenuti a Sestola, la perla dell'Appennino tra le montagne del crinale spartiacque tosco-emiliano. Questo campanile saluta il bivio tra le due strade cittadine principali, ma spostando lo sguardo in alto ecco il castello. La Rocca di Sestola è una delle attrazioni storiche più suggestive dell'Appennino modenese. Le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 735 d.C., ma le origini sono probabilmente ancora più antiche. In epoca estense fu sede del governatorato della provincia del Frignano. Oggi la struttura, robuste mura cinquecentesche, si presenta come un complesso fortificato al quale si accede da 3 portali principali. L'area è divisa in 2 sezioni: il borgo con edifici militari come le caserme e le prigioni, la palazzina del comandante e l'oratorio, e la Rocca, un tempo centro del potere amministrativo. Tra i punti più scenografici la torre dell'orologio, risalente al 1572. Durante l'estate ospita eventi culturali e visite guidate, ma soprattutto accoglie sempre il Museo della Civiltà Montanara e quello degli strumenti musicali meccanici, rendendo ogni visita un viaggio tra natura, storia e soprattutto tradizione. Il Museo degli Strumenti Meccanici raccoglie oltre 120 pezzi costruiti dall'inizio del Seicento fino ai giorni nostri, e diversi sono funzionanti, tanto che è possibile ascoltarli durante le visite guidate: pianole, organetti, carillon. Sono esposti anche svariati tipi di supporti per il funzionamento di questi strumenti, che fanno parte della collezione di Eduard Theunes. Da Sestola, dominata dalla mole del Monte Cimone, la più alta di tutto l'Appennino settentrionale, ci spostiamo sulle Alpi, le Dolomiti, con le grandi vette. Andiamo direttamente in Val Gardena. Precisamente a Selva, il paese più alto della Val Gardena. Qui si parla il ladino, terza lingua ufficiale oltre a italiano e tedesco. Un villaggio sotto il massiccio del Sella, circondato dalle catene montuose e delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una valle bellissima a cui si aggiunge il Pues, il Cir e il gruppo del Sassolungo. Il turismo è il principale settore economico, insieme all'agricoltura, alla trasformazione di prodotti tipici, all'allevamento, al pascolo, e in questo percorso incontriamo Castel Selva, un castello ormai diroccato su un colle a nord dell'abitato. L'origine è stata ipotizzata intorno al VI secolo, quando fu eretto a scopo di difesa della popolazione contadina dalle invasioni dei Franchi e degli Ungari. Il castello divenne uno dei più grandiosi del Trentino a partire dal 1027, 28 maggio esattamente, giorno in cui la sua vita si legò a quella del Principato Vescovile di Trento. Fu fatto poi ricostruire, a decorare da numerosi artisti provenienti dal Castello del Buon Consiglio. Poi il castello venne abbandonato e iniziò la sua decadenza. Al giorno d'oggi restano solamente delle parti dei muri del complesso principale e un arco con lo stemma del principe vescovo di Trento 300 metri prima di giungere al castello. Questa passeggiata ci porta in Vallunga, un sentiero facile grazie alle ripide pareti rocciose che incorniciano naturalmente la valle. Si può scegliere una salita moderata che conduce verso il bosco, mentre un altro sentiero conduce direttamente verso il primo punto di interesse dell'escursione, vale a dire la cappella di San Silvestro, luogo ideale per una fermata, anche per ammirare gli affreschi secolari venuti alla luce durante i recenti lavori di ristrutturazione dell'edificio. Acqua fresca di sorgente sgorga dalla fontana. Il sentiero si inoltra poi nei boschi della valle che si alternano ad ampie radure, e poi una vasta prateria di montagna dove si incontrano greggi di pecore e le mucche che brucano placidamente l'erba. Perché Vallunga è perfetta per gli amanti degli animali in libertà, e con l'aiuto di binocoli si possono avvistare camosci e caprioli.
Anche sagome di animali intagliati nel legno che sono sparsi lungo il sentiero, addirittura sui rami degli alberi, a sottolineare come sia un vero paradiso che si estende per circa 4 chilometri all'interno di questo parco naturale Puezzorle e completamente incontaminata. Un ottimo punto di partenza per trekking più impegnativi e articolati. Anche l'Appennino ci regala paesaggi, boschi e anche laghi, però noi ritorniamo di nuovo sulle Dolomiti, ritorniamo nell'area della Val Gardena perché c'è una tradizione, fen, ovvero facciamo fieno. La fienagione in Val Gardena, come in altre zone alpine, è un'attività tradizionale che si svolge durante l'estate con il taglio dell'erba e la sua essiccazione per creare il fieno, fondamentale per l'alimentazione del bestiame durante i mesi freddi, che alterna tecniche tradizionali ad attrezzature più o meno moderne. Prima di raccogliere il fieno sotto il sole estivo bisogna falciarlo, rivoltarlo, rastrellarlo. Nella stagione estiva qui esiste solo il pascolo, attraverso cui le mucche donano un latte pieno di profumi. Per questo i formaggi d'alpeggio sono così diversi, saporiti e genuini. Se gli animali mangiano erba e fieno di prato stabile di pascolo, latte e formaggi sono ricchi di molecole antiossidanti come beta-carotene e vitamina E. Hanno un eccellente rapporto tra gli acidi grassi omega 6 e omega 3, due potenti antiossidanti, e hanno uno spettro di sapori e profumi più ampio e complesso. Insomma, sono più buoni, più sani. Poi durante l'inverno mucche da latte, vitelli, tori rimangono nella stalla ma vengono alimentati con questo fieno raccolto d'estate e muti mattina e sera. E a rientro dalla passeggiata, ecco un'altra tradizione, la processione, il Corpus Domini, che accompagna la vita religiosa della Val Gardena e soprattutto di Selva, spesso accompagnata da una sfilata, anzi molte sfilate in costumi gardenesi e sempre una grande partecipazione devota dell'intera comunità paesana.
Verso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, talvolta chiamata anche Santa Maria Nives, che esiste dagli anni '80, si possono notare anche le tante statue di legno a grandezza naturale, perché qui l'arte degli intagliatori è stata ed è ancora una delle attività primarie. Le tradizioni in montagna sono davvero tantissime, custodite in Alto Adige anche nelle espressioni di tante chiese, dalla Val Gardena alla Val Badia. A Ortisei il Duomo di Sant'Urlico e accanto nella piazza Sant'Antonio una chiesetta rinascimentale. Risalendo, suggestiva la chiesa di San Giacomo del 1181, che è la chiesa più antica della Val Gardena e al contempo anche quella più in quota, vicino al villaggio, che è raggiungibile solo a piedi. E forse per questo la chiesa è consacrata al patrono degli escursionisti e dei pellegrini, appunto San Giacomo. Superando il Passo Gardena, zona abitata sin dall'età della pietra, si raggiunge Corvara, il centro più grande della Val Badia. Dal punto di vista storico-culturale, da non perdere alcune chiese, il santuario di Santa Croce, ma soprattutto la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, che è menzionata già dalla fine del Trecento. Stile tardo gotico, lì si possono ammirare alcune opere di notevole bellezza e importanza artistica e un altare a Dante che risale al 1520. Tradizioni religiose ma anche cura del bello, luoghi curati nei minimi dettagli, con esplosione di fiori, di orti, di colori, di profumi, cataste di legno perfetta in attesa dell'inverno e uno sguardo a paesaggi che catturano, che siano sentieri chiusi da alte alberature, che siano cascate cristalline, che siano affacci sulle montagne che punteggiano ovunque l'orizzonte. Tradizione di una montagna che custodisce e non dimentica. E così è anche in Appennino. Ad esempio, qui abbiamo raggiunto il Parco del Frignano in un'area vicino a Sestola. Qui da Roncoscaglia il castello si vede in lontananza, ma all'interno del castello sono conservate tantissime delle tradizioni montanare. Ad esempio il museo con oltre 1500 tra attrezzi e strumenti degli ultimi decenni, ma anche pezzi originali antichi che documentano la vita e il lavoro nell'Alto Appennino modenese. In particolare c'è la ricostruzione di una bottega di fabbro, ma c'è anche lo scalpellino, sono esposti vecchi sci di legno e ramponi da ghiaccio nella Sala della Neve. Poi c'è la cucina di un tempo, dove tra l'altro troviamo i dischi di terracotta o di pietra refrattaria in cui venivano cotte le crescentine e che imprimono sulla superficie appunto di queste crescente il classico disegno a fiore, la rosa celtica. Ma questa è un'altra storia che vi racconteremo in una delle prossime puntate. Non solo crescentine e tigelle, ma anche borlenghi e la gastronomia tradizionale, la grande convivialità di queste terre d'Appennino. Termina qui il nostro giro tra le montagne, tra enogastronomia, ambiente e paesaggio. E naturalmente ci rivediamo puntuali sempre qui tra 7 giorni. In collaborazione con